Un anno fa, nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, l'incendio al complesso delle case Ater di Cervignano. Andarono in cenere 12 autovetture e un motociclo. Proprio da quest'ultimo ebbe origine l'incendio, appiccato, secondo quanto emerso dalle indagini, dal 29enne Rosario Bordonaro, arrestato mesi dopo e rinchiuso nel carcere di Udine, dove si trova tuttora. A indagare furono i carabinieri della stazione di Cervignano, diretti dal comandante Antonio Somma, insieme ai colleghi del reparto operativo del comando provinciale di Udine. Il giudice per l'udienza preliminare, Rossella Miele, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Elisa Calligaris, ha rinviato a giudizio Bordonaro, che dovrà rispondere dei reati di incendio aggravato, atti persecutori e danneggiamento. Il processo si svolgerà a partire dal 26 gennaio davanti al giudice monocratico Roberto Pecile. La notte in cui si svilupparono le fiamme, secondo gli inquirenti, Bordonaro incendiò il motociclo parcheggiato sotto il palazzo per colpire il proprietario, un 24enne residente nella palazzina, ritenendolo responsabile della fine di una sua relazione sentimentale. L'imputato, secondo quanto emerso, cosparse del liquido solvente sulla moto Suzuki GSX 8R e poi diede fuoco al mezzo. Le fiamme si estesero rapidamente ad altri mezzi parcheggiati vicino, 12 autovetture appartenenti ad altrettanti residenti nell'edificio. Il fuoco provocò il distacco del cartongesso del controsoffitto, trovando la strada per propagarsi verso l'alto, invadendo lo stabile. 23 persone furono portate negli ospedali di Udine, Palmanova, Latisana e Gorizia per intossicazione da fumo. Per quanto riguarda la contestazione di atti persecutori nei confronti del ragazzo, proprietario della moto, nel capo di imputazione figurano diversi episodi di insulti e intimidazioni, prima dell'incendio e immediatamente dopo, per proseguire fino allo scorso mese di agosto. Bordonaro è difeso dall'avvocato Michele Tibald.